Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, le donne sono tornate a colorare Treviso di rosa, ovvero il colore della tenacia, dell'allegria, della solidarietà. Musica e sorrisi, emozioni e ricordi. Treviso riparte anche nel segno delle donne. C'è Elena da Mogliano, prossima al matrimonio, che si presenta con il velo da sposa e le amiche ad accompagnarla. E ci sono le ragazze veneziane di Vivi in Rosa, che corrono con la foto dell'amica Viviana appesa alla maglietta. Lei non c'è più e loro faticano a trattenere la commozione. Era una persona stupenda e ha avuto un coraggio e una forza straordinaria. Lei fino all'ultimo giorno non ha dimostrato a nessuno la sua paura di morire, insomma, e ha avuto tanto coraggio. C'è poi Silvia Furlani, la 61enne maratoneta friulana, da una vita in lotta con la sclerosi multipla, che parte per prima e arriva per ultima, sempre con un bellissimo sorriso. Oggi a Treviso in rosa, perché? Giustamente per portare avanti una testimonianza importante, perché abbiamo bisogno di portare la solidarietà alle donne che subiscono queste situazioni, che poi possono essere all'ordine del giorno per tutte quante noi, quindi perché no portare la testimonianza anche per raccogliere dei fondi per aiutare certe situazioni abbastanza importanti. I volontari di Treviso Atletica e Corri Treviso, le due società sportive cittadine che dal 2015 organizzano Treviso in Rosa, ce l'hanno messa tutta. Il via libera per l'edizione 2021 è arrivato poco più di un mese fa. La macchina organizzativa si è messa subito in moto e alla fine, nonostante i tempi compressi e le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, sono state circa 1500 le iscritte, di ogni età, provenienti da tutto il Triveneto. A fianco di Treviso Atletica e Corri Treviso c'era, come dalla prima edizione, la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, arrivata in piazzale Burchiellati con il moderno pulmino attrezzato per il trasporto dei malati, acquistato con i proventi dell'ultima Treviso in Rosa. Ripartiamo dal pulmino che è alle mie spalle, che è stato donato 2 anni fa con un investimento importante, una bella donazione, e siamo ripartiti dopo un anno di pausa per la pandemia, quindi con una bella soddisfazione perché siamo riusciti a farla. Era importante questo, quindi 1500 iscrizioni vanno benissimo e andiamo avanti così. Treviso in Rosa è una manifestazione da sempre legata alla LILT. Gli organizzatori, Corri Treviso e Treviso Atletica, destinano parte del ricavato alla nostra associazione. Quest'anno l'obiettivo è sostenere il malato oncologico con un sostegno psicologico per un anno. Oggi, nonostante tutto, si è corso e camminato in completa sicurezza. Sono state effettuate 2 partenze a distanza di 20 minuti l'una dall'altra. C'era l'obbligo del distanziamento interpersonale e dell'utilizzo della mascherina per i primi 500 metri di corsa. E tutto è filato via liscio. Il divertimento ha regnato sovrano e in tante non hanno perso l'occasione per improvvisare un ballo sulla musica di Raffaella Carrà o dei Village People. Sono felicissima di essere riuscita, che ci sia riusciti insomma questa edizione che ci mancava dall'anno scorso e per ricordare che comunque è sempre importante fare la prevenzione e quindi è un messaggio importante essere qui oggi come tutti gli altri anni. Io personalmente sono stata toccata dal problema più volte e quindi a maggior ragione vengo qui per testimoniare, per essere presente per la prevenzione. Nel pacco gara di oggi c'è l'ingresso ai musei civici fino al 10 agosto per chi ha il pettorale e per un accompagnatore. Il sindaco ci è stato molto vicino e io voglio ringraziare l'amministrazione di questa attenzione perché Treviso in Rosa è patrimonio della città e quindi tutto quello che viene fatto a vantaggio di Treviso Rosa è a vantaggio della città. Credo che Treviso sia stata tra le prime città a ripartire proprio perché durante il lockdown abbiamo lavorato sodo per farci trovare pronti. Ora lo stiamo facendo con grande responsabilità e quindi sono davvero soddisfatto della mia squadra e di quello che la città sta dando. C'è anche la voglia di fare rete tra associazioni, come dimostra il successo dell'evento La Forza torna in passerella, che la sera prima di Treviso in Rosa, sempre in piazzale Burchiellati, ha visto sfilare come modelle una 50 di donne che hanno affrontato e curato un tumore al seno. Treviso in Rosa è davvero un universo in continuo movimento. Un applauso a queste donne, ma un applauso anche agli sponsor che nonostante tutto ci sono. Sì, abbiamo un legame ormai con Maxi, con Centromarca Banca, con Tommasoni, con Cric, con Goccia di Carnia, quindi
sono i soliti amici che restano con noi e sicuramente resteranno anche nei prossimi anni. Crediamo che questo momento storico sia giusto sostenere questo tipo di iniziative e Maxi è a fianco a tutte queste iniziative sul territorio dove la gente si ritrova, perché noi abbiamo bisogno di vivere relazioni, nei nostri punti vendita li viviamo e le vogliamo vivere anche nelle piazze, anche qui a Treviso con Treviso in Rosa. Applicato sul campo con successo lo slogan "Ripartiamo", adesso il futuro torna a colorarsi di rosa. Appuntamento alla primavera del 2022, quando, si spera, i sorrisi non saranno più coperti dalla mascherina.